Benvenuti a tutti a questa prima puntata di A Voce Alta. Come anticipato in un video precedente, l'introduzione anche del canale stesso, oggi si parlerà della nobiltà nera veneziana. Ma esattamente che cos'è e da dove arriva? Da dove arriva bisogna tornare indietro nel tempo, esattamente nel 466 d.C., quando dei viaggiatori dal nome Fenici si stabilirono nell'Italia del Nord, appunto nella città di Venezia. Il loro potente impero marittimo, ovviamente, e finanziario, si basava su un prestito di denaro e sull'imposizione di interessi su quello stesso. Questa truffa finanziaria, la chiameremo, controlla i cordoni della borsa del pianeta. E questo sistema non è mai stato messo in pericolo, poiché dietro c'è una confraternita che avremo modo di spiegare nei video successivi. Ma basti sapere ora che ha ideato questo sistema per controllare i re, regine, politici e a loro volta questi stessi l'hanno imposto poi al popolo. Anzi, direi che la confraternita stessa è formata da re, regine, politici. Questo denaro, questo modo, è noto col nome di moneta a corso forzoso. Questi fenici veneziani, sotto il controllo di questa confraternita, si espansero e la loro ricchezza e il loro potere poté esserci solo attraverso, anche per via di guerre, assassini, atti di pirateria, spietate manipolazioni commerciali e finanziarie. Insomma, sostenevano un paese quando conveniva e poi si distruggeva, se questo ovviamente era utile all'avanzato dei piani. I veneziani della nobiltà nera si imparentarono poi con nobiltà. Si comprarono anche dei titoli nobiliari o anche sì, ne inventarono semplicemente di nuovi. E a partire dal 1171 divennero così famosi in tutta Europa appunto con il nome di nobiltà nera. Ovviamente essi operavano in tutta Italia settentrionale, ma fino a Genova e nell'area che divenne poi la Lombardia, spingendosi in realtà ancora più a nord, nell'attuale Svizzera. Ad esempio, Lombard è un nome ancora molto diffuso. Infatti, a Londra, nella city londinese, abbiamo Lombard Street. Ma adesso, chi era questa nobiltà nera? Perché ci siamo fatti un'idea, ma per fare alcuni esempi, vediamo una serie di nomi. Ad esempio, i più importanti. C'è la più importante in assoluto, la famiglia Guelph, dei Guelfi in Gran Bretagna. Poi ci sono gli Asburgo in Austria, gli Hannover in Germania, che questa è la seconda più importante. Ci sono i Nassau di Lussemburgo, gli Oldenburg della Danimarca, gli Orange dei Paesi Bassi, stando in Italia, Casa Savoia. Ci sono i Wettin in Belgio, Zogu Albania, e questi sono alcuni nomi, ma basti sapere che tutte queste famiglie sono possibili trovare nell'albero genealogico dei Windsor. Mi sembra che per oggi, insomma, abbiamo dato abbastanza informazioni. Abbiamo dato un piccolo spunto, un piccolo là per capire meglio di cosa parleremo. Ma nella prossima puntata andremo ben indietro nel tempo. Andremo direttamente alla civiltà sumera e gli Anunnaki. Parleremo delle tavolette sumere tradotte da Zaccaria Sitchin e degli Anunnaki stessi, di chi erano. Se questa puntata vi è piaciuta, spero di vedervi e ritrovarvi nella prossima. Nel frattempo, a presto!